Ciao Luca. Ciao Leandro, la gamba è questa. Più grave caso al mondo di sindrome d'arto fantasma, che mi hai spiegato vuol dire che si sente del dolore attraverso un arto che in realtà non è tuo. Sì, c'è stata un'amputazione dell'arto e purtroppo nel mio caso io vivo costantemente da oltre 19 anni ormai con questa sensazione di dolore costante, con vari tipi anche di dolore nel piede che mi è stato amputato. Però tu hai avuto un incidente in moto 20 anni fa, più o meno, e dopo, in seguito a questo incidente, per una serie di disavventure, Sono stato un caso di mala sanità perché c'è stata anche una causa che ho vinto, quindi proprio mala sanità. di mala sanità, Sì. ti hanno amputato una gamba, la gamba sinistra. Sì. Tu hai continuato ad avere dolori Purtroppo sì. anche se l'arto non c'è più. Sì, io dopo 19 anni ho ancora la sensazione di quel piede, però ce l'ho solo nel dolore, in varie tipologie, in vari punti del piede, fitte scosse, crampi, martellate, dita strappate. Durante il giorno io ho sempre questi dolori più un dolore costante che è il peggiore, è come se io avessi la ruota di un camion sopra il mio piede lì ferma. Tu da questa disgrazia che ti è capitata hai scoperto il tuo talento artistico. Oggi sei un artista che lavora col silicone, che lavori per grandi aziende, qui ti si vede sulla Vespa, una tua Vespa è anche al Museo della Piaggio. Sì, è l'unica Vespa, diciamo, è una Vespa che ho dipinto a mano che si chiama Vespa Venice. Questo invece è un tuo progetto con Saratoga. Sì, è un progetto che ho fatto con Saratoga nel 2015. Quindi ti sei scoperto artista nel dolore. Quindi come via di fuga dal dolore, come distrazione, e devo dire che l'arte, lo dico sempre, mi ha salvato la vita. Vivere col male comunque non è facile. No, questa è pazzesca, hai portato una Ma cosa toccano- incredibile. Ma l'ho portato per far sintonia con il maglione mio. E questo è tutto silicone. Sì, guarda, E facciamo questa è vedere. un'opera d'arte, una delle tue opere Sì. da esposizione. Sì. Cioè, la tua visione della vita è sempre positiva. E quando ho male cerco sempre di attaccarmi al lato positivo. Mi piace pensare che dal mio dolore e da questa mia esperienza chi viene dopo possa vedere e dire se ce la fa lui ce la faccio anch'io. Grazie Luca Moretto, questa è la tua arte che comunque con la moto continua ad avere un rapporto di Sì, io d'amore. appena potrò la moto me la ricompro. Grazie Luca, buongiorno. Grazie a te.